Eder, Mech, Pallister. A Trieste c'è stato il secondo funerale di Liliana, ma tu, Sebastiano, secondo Silvia, te ne sei andato via per non andare. Ma guarda, sapevo che la mia presenza al funerale avrebbe innescato problemi, polemiche, anche perché i rapporti con i familiari mio non è mai stato buono, capisci? Non sono mai stato accettato dalla famiglia. Ho sofferto molto in questi giorni. A volte mi domando che vita è quella che sto facendo, perché senza Liliana, vivendo a casa, nei suoi ricordi, nelle sue cose, nei suoi armadi, tutto mi parla di Liliana. Questo è un dolore ancora più forte, e non essere stato lì è proprio perché per rispetto suo, per non innescare problemi, storie, diciamo dolore, allora ho preferito non andare al funerale. Sergio non ti voleva perché dice che tu c'entri con la morte di Liliana. Ma io anche posso capirlo, perché mi rendo conto che il momento è delicato e lui l'ha già detto tante volte, so che nasce da questo suo dolore, da questo suo momento difficile, perciò io rimango così in silenzio e non mi preoccupo di queste sue affermazioni, proprio perché so che non sono fatte proprio così in maniera sua, dovuta a questo suo dolore. Per me è da diciamo una settimana che sono veramente sotto pressione e una grande sofferenza per quello che è successo anche ieri. Io ho deciso di non andare al funerale, un po' per rispetto verso Liliana, perché c'erano i familiari che comunque tra noi non sono mai stati momenti tranquilli tra noi, tra me e i familiari. Di conseguenza ho evitato di andare lì a quasi trovare un ambiente non giusto, ecco. E allora mi sono ritirato, ho messo tramite la stampa una lettera, ho voluto pubblicare una lettera in cui dicevo a Liliana proprio delle parole veramente uscite dal mio cuore. E diciamo, ho voluto vivere quel momento da solo. E quando sarà il momento, quando tutto sarà spento, allora in quel momento andrò a trovare Liliana. Io posso dirti che 32 anni di vita insieme a Liliana sono gli anni più belli che io abbia passato nella mia vita, perché ci siamo trovati in sintonia, abbiamo avuto la nostra vita. Non è stato facile all'inizio per me lasciare la mia famiglia, i miei figli, però con loro ho parlato di questo, ho raccontato quali erano i miei progetti, le mie cose, che io comunque sarei rimasto vicino a loro sempre, e ho vissuto con Liliana 32 anni veramente meravigliosi. Noi si frequentava fino a che la mamma di Liliana era viva, per carità, noi si andava dal fratello nei momenti dei compleanni, delle festività, e comunque si frequentava, perciò tutto è nato dopo la scomparsa di Liliana, che il rapporto si è, diciamo, un po' arrugginito, e di conseguenza accuse, sopraccuse, queste cose qua. Io ho continuato la mia vita assieme ai miei legali, assieme a Anna Maria Casale,
che veramente mi sta vicino, e abbiamo l'occasione di parlarne di queste cose qua. Sono momenti estremamente duri, difficili, perché io da 4 anni e 4 mesi sono da solo. Vivo da solo, vivo nella casa dove ho vissuto con Liliana, ho tutte le sue cose, tutti i suoi vestiti, tutte le sue cose, e per me è veramente un momento, specialmente quello che è successo ieri, per me è stato veramente drammatico. Ciò non toglie che al funerale non sei andato. No, assolutamente no. È stata una mia scelta che io non ho voluto. Io il funerale di Liliana l'ho già fatto, quando era il momento. Dopo tutto quello che è successo, l'esumazione del corpo, portato a Milano, e non avere risposte, oppure avere delle risposte un po' così che non si capisce. 2 consulenze medico-legali che sono una in contrasto con l'altra. Cioè io dico, vorrei sapere cosa è successo veramente. Se veramente c'è qualcosa che può portarci ad avere delle risposte. Questo è. Io voglio dirti una cosa molto importante. Io rispetto il fratello, lo capisco, so che è un momento di sofferenza, di dolore, e certamente magari certe volte si esprime e dice delle cose anche nei miei confronti che non sono carine, non sono belle, anzi, però lo capisco, e per quello gli sono vicino, e io spero, adesso lasciamo che passi un po' di tempo, che soprattutto abbiamo delle risposte, capisci? Perché adesso il 26 giugno, no, mi pare, avremo un incontro in cui si metteranno insieme tutte le cose, avremo l'occasione, ognuno, i miei avvocati stanno lavorando, guarda, Paolo e Alice Bevilacqua stanno lavorando giorno e notte, ti posso assicurare che io li vedo 1 o 2 volte alla settimana, non vado neanche a disturbarli e non vado neanche a telefonarli. E io continuo con la mia vita, perché so che Liliana avrebbe voluto questo. Tu non sei andato al funerale, ma sicuramente quando potrai gliela farai pagare alla famiglia Resinovic cremando il corpo. Era un nostro, so che ne avevamo parlato a suo tempo, e anche Liliana mi aveva detto sì, dovesse succedere qualcosa, vorrei essere cremata, perché ho sempre odiato finire sottoterra, cioè veramente una cosa, e io ho la stessa cosa, e perciò eravamo tutti e 2 d'accordo su questo. Per carità, questo, quando sarà il momento, se mi daranno la possibilità di poterlo fare, lo farò, se no pazienza, il suo corpo resterà lì e vedremo, insomma. Cosa ti ricordi di quel 14 dicembre? Io queste cose sono talmente confuse, come dicevo Anna Maria, bisogna capire, entrare in questa situazione in cui la mattina saluti la moglie e dopo non la vedi mai più. Cioè era parte della mia vita, era la mia donna, e avevamo condiviso tutto, gioie e dolori, momenti difficili, momenti così, perché come tutte le famiglie. E avevamo anche dei progetti, perché avevamo deciso avevamo già parlato con l'agenzia di andare in Brasile da nostri amici che vivevano là, e Liliana mi ha detto: sai cosa, andiamo là, vediamo se a un certo punto ci troviamo bene. Noi dovevamo andare a Ubatuba in Brasile da questi nostri amici, avevamo già l'agenzia, ho detto intanto andiamo, vediamo qua una roba e l'altra, dopo vedremo. Però Liliana a te preferiva a quanto pare quel Marcantonio di Claudio Sterpin. Su questo io chiederei anche a lei, perché
io a un certo punto non so quanto tutte queste cose che sono state dette da questo signore, per carità, magari un'amicizia forse confusa con altre cose, io non voglio entrare nel merito, cioè io voglio farvi capire che io ho grandissima difficoltà a accettare queste cose che sono state dette, veramente ti dico. Io sfido chiunque che per vari motivi perde la moglie, viene ritrovata dopo 21 giorni in un boschetto. Io veramente ho visto che prima c'erano delle immagini in cui io ero in macchina lì, che mi hanno portato, mi hanno detto guarda, hanno trovato un corpo, e io sono andato lì, pensavo di morire. E sì, non avevi mai visto una scena di questo genere nella tua lunga esperienza? Avevi subito capito che fosse Liliana quella ritrovata lì? No, mi avevano detto era un corpo, hanno trovato un corpo, andiamo a vedere, insomma. E dopo tutta una serie di cose arriva un signore che dice io sono l'amante ero l'amante di Liliana, e Liliana doveva lasciarti e venire a vivere con me. Cioè, veramente, io penso la cosa più brutta, erano lì che giravano in queste cose qua. Io ho fatto il tuo mestiere per 20 anni, ho lavorato, ho visto di tutto di più, suicidi, omicidi, sparatorie, rapine, ero nella cronaca ogni giorno, capisci? Nel momento in cui queste cose ti succedono a te, le vedi con occhi diversi, perché le guardi da fuori, capisci? Come se fosse qualcosa, e dentro comunque io ho la mia energia, la mia forza, è quello che mi tiene in vita, capisci? È quello che mi dà la forza di dire andiamo avanti, ho qua i miei cavalli di battaglia, capisci? Che corrono per me, i miei avvocati, le mie cose, e dopo se riterranno di mandarmi a giudizio, sono qua disponibile, non ho niente da nascondere. E adesso non siamo un'aula di tribunale, di conseguenza, certamente possiamo. Volevo risponderti una cosa per quanto riguarda la formattazione della GoPro, la schedina. È una cosa, io ho anche le macchine fotografiche, tu sei stata a casa mia, hai visto, cioè io faccio matrimoni, battesimi, cerimonie. Queste schede qua della GoPro io la prendo, la metto nella macchina fotografica, faccio i servizi qua e là, formatto la cosa e la rimetto nella GoPro. Cioè, questa è logica. La polizia l'ha avuta già 3 volte la GoPro. Sono andate a prenderla 3 volte già. Sono venuti a prendere a casa mia la GoPro, l'hanno analizzata, me l'hanno restituita. E adesso me l'hanno ripresa. Cioè, non lo so. Siamo veramente... Sai cosa io ho insegnato a Liliana? Ho insegnato a essere invisibile, capisci? Perché noi facevamo la nostra vita. Noi, Liliana, se tu vuoi... tu devi essere invisibile, cioè la gente non deve sapere cosa fai, cosa non fai, dove andiamo, cosa facciamo qua e là. Noi facevamo la nostra vita, cioè siamo goduta, abbiamo viaggiato. Io a Liliana ho fatto 600.000 foto, 600.000 foto, sono tutti là, negli hard disk. Questa vita parallela la sa solo questo signore che adesso purtroppo non c'è più. Io continuo e continuerò nella mia vita come ho fatto fino ad oggi, perciò sono sereno e tranquillo. Confessa che hai sempre pensato che si è suicidata. Ci ho pensato tantissime volte, anche perché gli inquirenti sono partiti così, mi chiamavano in questura, come si parlava di un cosa, di questo e di quest'altro, e mi dicevano Sebastiano, mettiti il cuore in pace, parliamo di un suicidio, questo. Infatti il dottor De Nicolo ha chiesto l'archiviazione per suicidio. Noi ci siamo opposti,
si è opposto anche il fratello, però noi subito, assieme a Paolo, ci siamo opposti al suicidio, perché anche a noi pare un po' una cosa strana. Ma sai, questo è difficile perché nessuno conosceva Liliana, perché Liliana era una che non parlava con me, parlava per carità, stavamo insieme qua e là, cioè durante i viaggi, durante le cose, tutte quelle cose che facevamo, se aveva qualcosa da dirmi me lo diceva, capisci? Mi parlava del suo lavoro, delle amiche che magari qualcuna non c'è più, quell'altra si è separata, le figlie e così, cioè di tutte le sue cose io ero a conoscenza di tutto questo, capisci? E quello che viene descritto di Liliana è sbagliato perché nessuno la conosceva esattamente, capisci? Purtroppo ci stanno lavorando gli inquirenti, ci stanno lavorando avvocati, studiosi, criminologi, persone di tutte, io veramente le ho conosciute tutte, io ho girato per l'Italia, ho conosciuto grandi personaggi e così, e purtroppo nessuno può darti queste risposte, nessuno. Avere un avviso di garanzia, capisci cosa vuol dire questo? Che sono colpevole? È un marchio che ti porti dietro. Hai mai avuto paura di finire dentro? No, perché io sono sereno, tranquillo, io non ho niente a che fare con quello che è successo a Liliana e purtroppo la mia vita è crollata con la scomparsa di Liliana e cerco comunque di andare avanti, di continuare a lottare e cercare assieme a tutti quanti a capire cosa è successo a Liliana. Accetto questo perché normalmente il colpevole è il marito, no? Tutti dicono ma sì, è stato lui qua e là, perché così, perché colà, aveva l'amante, questo. Di cosa stiamo parlando, scusa? Capisci? Cioè, tante cose diciamo che sono state non sono state raccontate. Certamente, però gli inquirenti sono a conoscenza, gli avvocati sono a conoscenza, i miei consulenti sono a conoscenza. Perciò onde evitare querele, onde evitare, già ne ho abbastanza processi qua e là, figuriamoci, solo perché dici ormai sei lì pronto a beccarti un'altra querela. E la filatura dei coltelli è una cosa così nata così per caso, ma da tantissimi anni fa. È una cosa che mi diverte, che mi dà soddisfazioni, perché trovi dei chef che ti dicono Sebastiano, io ho dei coltelli che costano 1.000, 1.500, 2.000 euro l'uno, solo te sei capace di poterli fare, di fare come sono. È la mia passione, è una cosa che mi diverto. Il zirconio è ci sono dei nastri che vengono prodotti che adesso ho grande difficoltà perché non sono più in produzione e questo mi fa veramente impazzire. E mentre affili i coltelli, queste piccole abrasioni, questo zirconio, poi polverizza. Io ho dei aspiratori che il 90% riescono a tirare, però Liliana tante volte veniva in studio perché magari faceva la spesa, mi diceva Sebastiano ti porto le borse in studio e dopo quando tu vieni a casa, io lo chiamo studio, no? Ma è comunque un laboratorio, però abituato con il studio fotografico, una cosa e l'altra, l'ho sempre chiamato studio. E cioè mi sembrerebbe strano che non ci fosse il zirconio nelle scarpe di vicini di casa, di così, che hanno dovuto insistere per... Allora, io mi fermo qua, perché come tu sai, diciamo, le indagini... I miei avvocati stanno lavorando proprio su questo, capisci? Perché sono cose che dovranno in un secondo momento dovranno essere affrontate, capisci? Di conseguenza mi trovo con
delle querele. Queste sono cose che vengono dette da certe persone, No, perché i delle- tempi veramente non sono esattamente come sono stati no, appunto, ce li descritti, dico. e i telefoni erano dietro del divano appoggiati su un tavolino. Io Confessa che hai sempre pensato che si è suicidata. ma all'inizio ti dico sinceramente sì, perché per vari motivi. Un po' c'erano, come ho detto prima, c'era la polizia che veramente era indirizzata su questo, c'era il dottor De Nicolo, sostituto procuratore, che comunque aveva sposato questa tesi. Oggi gran confusione, non ci sono prove né in un caso né nell'altro. Sì, no, ma io non credo che Liliana sarebbe... O è successo qualcosa di veramente tremendo, in cui io ero giornalmente in contatto con gli inquirenti, venivano da me, mi chiamavano: secondo te così, secondo te colà. E loro hanno lavorato, hanno vagliato, hanno esaminato tutto quanto. C'era, mi pare, Covalero che girava lì dell'ex uditorio, andava lì della chiesetta e come dice lui, ma stranamente cercava lì e magari e il corpo di Liliana era lì a 50 metri. È una cosa stranissima questo. Dopo 4 anni, tutto quello che ho sentito, persone, centinaia, migliaia di persone che ognuno ha detto delle versioni diverse. Che idea ti puoi fare? Ma le posso... Guarda, quello lì era un posto un po' particolare, perché lì c'erano i tossici che andavano a cosa. Infatti era pieno di siringhe, pieno di robe medicali abbandonate, qua e là, la gente andava a fare i bisogni lì. Però è vicino al vostro Roseto. Sì, 200 metri. Noi al Roseto si andava perché Liliana piacevano i tulipani prima, poi le rose adesso dovrebbe essere la stagione delle rose, e io sono stato una settimana lì fa, così, a fare un'intervista con... A noi, ti dico, si passava spesso lì, anche perché lei amava fare le fotografie, faceva più foto lei che io. Evidentemente è successo qualcosa che nessuno lo sa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.